Malumori all'interno del Partito Democratico. A Udine sulla candidatura per le comunali il nome di De Toni trova l'appoggio di Spitaleri, che lo preferisce a Venanzi. Il segretario Martinez non esclude ricorso alle primarie. Colto da un malore alla guida della sua auto, è morto questa mattina a 65 anni Lorenzo Toffolini, storico dirigente dell'Udinese. Oggi agli affari generali era stato team manager per oltre 30 anni a fianco dei Pozzo. La ristampa del Canzoniere di Petrarca era stata messa in vendita online ma era di provenienza illecita. A recuperarla sono stati i carabinieri che oggi l'hanno restituita alla biblioteca di Gorizia. Inaugurato in Borgo Prachiuso Udine un nuovo punto di aggregazione, musica, internet, libri e molto altro per aiutare i cittadini a combattere la solitudine. La sesta vittoria consecutiva è il secondo miglior parziale di sempre per l'Udinese, che guarda lo scontro al vertice con l'Atalanta e collezione primati. Secondo miglior attacco, prima per tiri, occasioni e anche possesso palla. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Malumori all'interno del Partito Democratico di Udine. Alberto Felice De Toni ha incassato un nuovo sostegno in vista delle prossime elezioni comunali. Il Dem, Salvatore Spitaleri, è uscito infatti allo scoperto dichiarando il suo personale appoggio nei confronti dell'ex rettore, è preferito ad un profilo troppo di partito come quello di Alessandro Venanzi. Da 4 giorni a Udine non si parla d'altro che di lui, Alberto Felice De Toni. Dopo Italia Viva e Azione, ora anche qualche esponente del Partito Democratico ha iniziato a sbilanciarsi e a unirsi al coro di voci che indicano l'ex rettore come uomo ideale per sfidare il centrodestra alle prossime elezioni comunali. L'ultimo endorsement questa mattina da parte di una figura di riferimento del Partito Democratico regionale, Salvatore Spitaleri, componente della Commissione Paritetica Stato-Regione. Con un tweet Spitaleri è uscito allo scoperto lanciando un duplice messaggio. Il primo, lavorare per coinvolgere più liste possibili, Italia Viva e Azione comprese. Il secondo, candidare proprio De Toni. Personalmente ne apprezzo i contenuti e lo stile e faciliterò questo progetto. Confido che il mio partito voglia accogliere il rispettoso invito al dialogo. Non è certo tempo di chiusure. Spero che siano proprio i componenti più autorevoli del mio partito a farsi protagonisti del dialogo. Le candidature di bandiera oggi non servono. Partecipiamo ad un grande progetto civico e insieme politico con tutto il centro-sinistra per il rilancio di Udine. Spitaleri di fatto esclude la candidatura di Venanzi, che alle elezioni comunali del 2018 conquistò il maggior numero di preferenze in assoluto, 1037. Il motivo? Il suo nome non sarebbe cresciuto in maniera significativa negli ultimi mesi all'interno del campo largo di centrosinistra, nonostante l'appoggio già dichiarato da Enrico Bertossi di Prima Udine. Da qui l'invito di Spitaleri affinché Venanzi guidi una partita fondamentale per la città, ovvero lavorando per la candidatura dell'ex rettore. Il segretario del cittadino del PD, Vincenzo Martinez, in risposta alle dichiarazioni di Spitaleri, non esclude il ricorso alle primarie in presenza di una rosa di candidati da proporre per le amministrative del 2023. Il risultato elettorale ha creato scompiglio all'interno del PD cittadino. Così il segretario udinese del PD, Vincenzo Martinez, risponde alle dichiarazioni dell'avvocato Spitaleri in merito alle possibili candidature in vista delle amministrative del 2023. Non so a quale conventicola appartenga il cittadino Spitaleri quando dice che forse il nostro capogruppo dovrebbe fare un passo indietro nei confronti di De Toni. Io penso che un dirigente come lui dovrebbe sfruttare i luoghi deputati per ragionare insieme su quello che c'è da fare. Questa è la fase della massima fibrillazione. Noi dobbiamo stare attenti e dobbiamo mettere tutte le nostre energie per trovare la migliore soluzione. Ci sono più nomi
Su questi nomi ragioniamo evidentemente. Prendo atto che c'è un movimento nel centro-sinistra un po' frastagliato, mi sembra in questa fase qui, che va ricomposto e noi abbiamo la responsabilità di aiutarlo a ricomporre. Certamente lo faremo, avere più nomi non è detto che sia un male, però insomma bisogna vedere qual è la migliore soluzione per battere Fontanini. Il segretario cittadino Dem non esclude le primarie. Le primarie sono uno strumento utile quando c'è una coalizione che lo chiede. Secondo me a Udine potrebbero essere uno strumento positivo, soprattutto se ci fossero più candidature come sembra. Colto da malore mentre era in auto, è morto così questa mattina Lorenzo Toffolini, storico dirigente dell'Udinese, aveva 65 anni, per la società bianconera era attualmente responsabile dell'ufficio affari generali impegnato nell'area commerciale dopo aver iniziato negli anni 90 nel settore giovanile ed essere stato a lungo anche team manager. Toffolini è stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza in transito nella zona di Cicconicco di Fagagna. I sanitari hanno notato un'auto fuoristrada, si sono immediatamente attivati per i soccorsi all'uomo, trovato il volante privo di conoscenza, colto da malore. Le manovre di rianimazione sono durate circa 50 minuti. La Sores ha inviato un'automedica da Udine e un'ambulanza da San Daniele, ma purtroppo per il 65enne non c'è stato nulla da fare. Il cordoglio è stato espresso dall'Udinese attraverso il proprio sito ufficiale. Un redattore è stato derubato del Rolex che indossava. Nei giorni scorsi è stato tamponato a Trieste da un'auto dalla quale sono scesi due malviventi che gli hanno puntato contro una pistola. Non si esclude che ad agire sia stata la stessa banda che aveva agito a Duino il 16 settembre. L'hanno tamponato mentre percorreva la strada costiera a Trieste, poi una volta scesi dall'auto gli hanno puntato addosso la pistola, costringendolo a consegnargli il Rolex che aveva al polso, il telefono cellulare e le chiavi della vettura. E caccia i due malviventi che alle 19:30 del 30 settembre, la notizia però è stata diffusa soltanto oggi, hanno rapinato all'altezza del Tenda Rossa una redattore di 62 anni di Ronchi dei Legionari che lavora a Trieste. Hanno agito a volto travisato da passamontagna minacciandolo con una pistola, probabilmente una scacciacani. Poi sono risaliti velocemente in macchina, un utilitario di colore grigio di cui il redattore è riuscito a prendere soltanto alcuni numeri e sono fuggiti a forte velocità in direzione Sistiana. Sul caso indagano i carabinieri di Trieste che, coordinati dalla procura giuliana, stanno raccogliendo tutti gli elementi possibili ai fini dell'indagine. Non si esclude che ad agire il 30 settembre possano essere stati gli stessi malviventi che il 16 settembre avevano aggredito l'imprenditore Simone Rossi, attendendo al rientro nella sua casa di Duino, sfidandogli anche in quell'occasione il vistoso Rolex che indossava. E agli arresti domiciliari, ma come se nulla fosse, esce da casa per recarsi al lavoro senza aver ottenuto l'autorizzazione dal giudice. Un uomo di 60 anni di Manzano è così finito nei guai. L'episodio si è verificato questa mattina, sono stati i carabinieri ad accorgersi dell'evasione, a rintracciare l'uomo ed arrestarlo. 3 persone sono state arrestate dagli agenti di polizia della questura di Udine per furto aggravato. Avevano saccheggiato un negozio di pellicce in centro a Udine, fuggendo con oltre 40.000 euro di bottino. Avevano forzato la porta d'ingresso per entrare nel negozio scappando con 40.000 euro di pellicce. Protagonisti 3 cittadini stranieri, 2 serbi e un croato, che il 3 marzo avevano saccheggiato un negozio in pieno centro a Udine. Dalla questura udinese sono subito partite le indagini che hanno permesso di identificare i 3. Solo che nessuno dei 3 malviventi risiedeva in Italia e quindi da Udine è cominciata una caccia all'uomo in tutta Europa, in particolare per uno dei 2 cittadini serbi e per l'uomo croato. Quest'ultimo è stato il primo a cadere nella rete del mandato di arresto europeo, trovato in realtà in un albergo di Mestre dagli agenti della questura di Venezia. Ben più difficile è stato rintracciare il 43enne serbo che il 19 settembre è stato individuato in una cittadina al confine tra Croazia e Serbia. Dopo l'arresto è stato estradato in Italia per essere incarcerato. Dovranno rispondere del reato di furto aggravato. Il conducente di un mezzo per il trasporto dei rifiuti, un uomo di 53 anni, è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale accaduto alle 5:30 di questa mattina a Valvasone Arzine, località Ponte della Delizia, lungo la strada che dalla Pontebana porta a Valvasone. Per causa del vaglio dei carabinieri di Pordenone, l'uomo ha perso il controllo del veicolo ed è finito ribaltato in un fossato all'autostrada. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi, riferendo di avere una gamba incastrata nell'abitacolo. La Sores ha inviato sul posto un'automedica e un'autoambulanza. I vigili del fuoco hanno liberato il conducente e poi trasportato in ospedale.
Incidente stradale questo pomeriggio a San Martino al Tagliamento, una donna di 77 anni è uscita autonomamente di strada verso le 16:30 finendo con l'auto in un fosso. Poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco di Spilimbergo che hanno liberato l'automobilista prigioniera delle abitacole in quanto le portiere erano rimaste bloccate. Sul posto anche sanitari del 118, il soccorso che hanno preso in carico la donna rimasta ferita in maniera non seria. Tamponamento tra due auto nel primo pomeriggio di oggi a Castello di Strada lungo la Napoleonica, località Morsano. La vettura condotta da un 45enne è finita a ruota all'aria in un campo. Sul posto è atterrato l'elicottero del 118 con ambulanza. L'uomo è stato stabilizzato, caricato in elicottero ed è ritrasportato all'ospedale di Udine, non è in pericolo di vita. La ristampa del canzoniere di Petrarca, risalente alla fine dell'Ottocento, è stata restituita dai carabinieri alla Biblioteca Statale Isontina. Era stata messa in vendita in un noto sito internet da un cittadino goriziano inconsapevole della sua provenienza illecita. Recuperata e restituita alla Biblioteca Statale Isontina di Gorizia. La ristampa del celebre canzoniere di Petrarca, risalente al 1890, era stata sottratta illecitamente a quella che un tempo era la Biblioteca Magistrale di Gorizia. Sono stati i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale ad individuare e recuperare il volume che un privato cittadino residente nel capoluogo isontino, che l'aveva ereditato dai discendenti di un lontano parente originario di Caporetto, aveva messo in vendita sul noto sito internet. L'uomo è stato identificato e invitato a riconsegnare il libro antico. L'operazione è frutto del costante monitoraggio del web che i militari del nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Udine effettuano su base ormai quotidiana. Sempre di più infatti notiamo, accertiamo la compravendita di beni culturali nei canali ordinari, usuali di commercializzazione. Un bene di valore che dunque torna a far parte del patrimonio culturale della città di Gorizia. Siamo estremamente felici come amministrazione comunale per un semplice motivo. È conclamato che il nostro territorio ha una ricchezza storico-culturale inestimabile. Il titolo di Nova Gorizia, Gorizia congiuntamente capitale della cultura europea, ci permetterà di mostrare al mondo i nostri tesori, le nostre ricchezze, la nostra storia. Perciò il ritrovamento di questo preziosissimo volume ci permette di inserire un tassello in più in tutto ciò che noi presenteremo nel contesto internazionale nell'ottica di una capitale europea della cultura. Perciò ancora una volta è bellissimo però vedere la sinergia tra l'Arma dei Carabinieri, la Biblioteca Statale, l'amministrazione comunale. Continuano le intercettazioni al confine austriaco di migranti irregolari che sempre più spesso arrivano alla spicciolata a bordo di automobili, tra i passeur arrestati nel weekend. 10.000 euro partendo dalla Turchia e 2.500 euro partendo dalla Serbia. Tanto hanno pagato per arrivare in Austria e da qui continuare il viaggio verso l'Italia i 4 migranti irregolari, tutti di nazionalità egiziana, intercettati alla barriera di Ugovizza lo scorso fine settimana. 3 i passer arrestati dalle forze dell'ordine. I primi 2 immigrati sono stati trovati a bordo di un'autovettura con targa austriaca sabato mattina. L'auto era guidata da un egiziano di 25 anni residente in Austria ed era accompagnato da un austriaco di 22 anni, entrambi arrestati. Gli altri 2 stranieri irregolari sono stati individuati domenica pomeriggio a bordo di un automezzo con targa italiana, alla cui guida c'era un egiziano di 43 anni residente in provincia di Venezia. L'uomo, dopo l'arresto, ha affermato di essere lo zio di uno dei 2 stranieri e di aver dato loro un passaggio. Oggi il GIP di Udine, Matteo Carlisi, ha convalidato l'arresto dei 3 passeur, disponendone il divieto di dimora in regione. Chiedono l'annullamento della bocciatura del figlio con disturbi dell'apprendimento, ma il TAR del Friuli Venezia Giulia dà ragione alla scuola. Il ragazzo non si era impegnato abbastanza durante l'anno scolastico. È l'esito del ricorso al tribunale amministrativo fatto dai genitori di un alunno di una scuola media di Trieste che lamentavano la tardiva redazione di un piano didattico personalizzato del ragazzo, ledendo così il diritto all'integrazione scolastica. I giudici hanno respinto l'appello. Lo studente infatti non solo non aveva raggiunto gli obiettivi minimi, ma non si era impegnato a sufficienza nella gran parte delle materie e non aveva frequentato i corsi di recupero suggeriti dall'istituto. Ci sarà un nuovo processo contro Leandro Augusto Meran che il 4 ottobre di 3 anni fa uccise 2 agenti di polizia all'interno della questura di Trieste.
La Procura Generale impugnerà la sentenza della Corte d'Assise dello scorso 6 maggio che aveva assolto per vizio totale di mente Alejandro Augusto Stefan Meran. Il cittadino dominicano il 4 ottobre del 2019 si era impossessato della pistola dell'agente Pierluigi Rotta e aveva ucciso lui e il collega Matteo De Menego, che lo avevano accompagnato in questura per alcuni accertamenti. Il processo ne aveva stabilito la non imputabilità, disponendo comunque il ricovero in una REMS per almeno 30 anni. Le REMS sarebbero gli ex ospedali psichiatrici. Questa mattina, a margine della messa in memoria dei due agenti, il procuratore di Trieste Antonio De Nicola ha spiegato che la Procura Generale ha pronunciato la sua intenzione di ricorrere, chiaramente dovrà richiedere l'esecuzione di un'altra perizia perché allo stato degli atti la conclusione della perizia depositata in primo grado non può essere diversa. Il dramma è che in questi casi è il perito che decide la sorte del processo. I figli delle stelle sono stati ricordati anche in questura con la posa di una corona nel Famedio. L'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti ha sottolineato che i nomi di Matteo e Pierluigi, due ragazzi meravigliosi, saranno sempre un esempio non solo per i cittadini ma per le istituzioni, che nel loro nome sapranno anche nei momenti difficili da che parte guardare. Buonanotte. Ciao. Arrivati questa mattina allo stabilimento di San Dorligo della Valle, i vertici finlandesi della Wärtsilä sono stati accolti da insulti e fischi da parte dei circa 300 lavoratori che li attendevano all'ingresso. E dopo la sentenza del Tribunale di Trieste che ha azzerato la procedura di licenziamento di 450 lavoratori, cambia il vertice di Wärtsilä Italia. Andrea Bochicchio non è più l'amministratore delegato di Wärtsilä Italia. Il gruppo finlandese ha annunciato che il manager ha rassegnato le dimissioni, resterà nella società con altri incarichi e verrà sostituito da Michele Cafagna, che lavora nel gruppo da oltre 20 anni. I vertici finlandesi sono arrivati questa mattina nello stabilimento produttivo di San Dorligo della Valle, dove circa 300 operai li attendevano all'ingresso del sito dopo la proclamazione di 2 ore di sciopero, accogliendoli con urla, insulti e fischi. Il motivo della rabbia è da ricercare nella scelta di Wärtsilä di dismettere la produzione dei motori a 4 tempi, con il licenziamento di 450 lavoratori, con una caduta altri 400 dell'indotto che rischiano di trovarsi senza lavoro. La procedura era iniziata a luglio, ma proprio a fine settembre il Tribunale di Trieste ha condannato l'azienda per comportamento antisindacale, azzerando la procedura in corso che, con la nuova norma antidelocalizzazione approvata in tempi rapidissimi dal governo Draghi, allunga la procedura di 180 giorni. I vertici finlandesi hanno comunicato poi agli operai l'avvicendamento alla guida del gruppo, confermando la volontà di dismettere il sito produttivo. Cafagna in una nota ha spiegato che nessuno può farcela da solo nell'attuale complessità, data la situazione geopolitica, la volatilità dei mercati globali e la transizione verde che richiede un'evoluzione accelerata di molti attori industriali. Per FIOM, FIM e UIL nessun cambio di rotta, o si ritirano licenziamenti o è impossibile qualsiasi tipo di accordo, e su questo anche il fronte politico resta compatto. Incontro questa mattina tra l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli e l'ANCI per fare il punto sull'assegnazione dei fondi ai comuni relativi ai bandi del PNRR. Dal mese di luglio, ha spiegato l'assessore, in Friuli Venezia Giulia sono arrivati oltre 100 milioni di euro. Sentiamola. Ammontano a quasi 1 miliardo e 700 milioni le risorse assegnate al territorio regionale derivanti dai bandi PNRR. Un'occasione importante per noi è stata quella di oggi, dove al tavolo cabina di regia con ANCI e le direzioni regionali abbiamo affrontato le scadenze imminenti e abbiamo anche verificato quali sono le criticità per cercare di attingere ancora più risorse rispetto agli ulteriori 151 milioni che sono stati oggetto di destinazione da luglio ad oggi. Le aree di intervento principali sono state il digitale, l'efficientamento energetico, la mitigazione delle difficoltà legate appunto all'alternanza scuola-lavoro e non solo, anche gli interventi legati ai centri per l'impiego e a tutto quello che è il mondo universitario. Si tratta di risorse assolutamente importanti messe a disposizione del territorio. La riunione della cabina di regia oggi ha permesso anche di stabilire un monitoraggio ancora più stretto delle criticità, a cui seguirà un ciclo di incontri sul territorio. Un principio di incendio si è sviluppato oggi pomeriggio all'interno di un appartamento, il Civico 7, si tratta di una palazzina Ater di via della Croce a Maiano. Le fiamme sarebbero partite da una sigaretta spenta male gettata nel bidone della spazzatura dalla donna che abita all'interno dell'appartamento. Il fumo ha presto invaso i locali senza causare danni strutturali. L'inquilina è stata trasportata per accertamenti all'ospedale di San Daniele, sul posto i vigili del fuoco di Gemona.
Andiamo a Udine, dove è previsto un ulteriore ampliamento del sistema di videosorveglianza. Oggi in giunta è stata approvata la delibera per l'installazione di 7 telecamere nei punti critici della città. Il comune di Udine amplia il sistema di videosorveglianza del territorio con 7 telecamere, in particolare nelle vicinanze del sottopasso studenti di via Ledra, 2 in piazzetta Gorgo, una nell'incrocio fra via Lumignacco e via Campoformido, in via San Pietro fra via 3 novembre e via Giuliano e all'incrocio di via Castions di Strada. Oggi aggiungiamo, applicando il ribasso, altre 7 telecamere per un totale di circa 48.000 euro che verranno spesi in più rispetto agli originari previsti. Anche lettura targhe aumentate. Sono delle telecamere intelligenti che consentono sia di verificare se il conducente sta guidando un'automobile provvista o meno di copertura assicurativa, ma consentono anche alle forze di polizia di verificare se in un determinato momento, a una determinata ora, è passata o meno un'automobile magari ricercata nel luogo in cui è puntata il sistema di lettura targhe. Sono installate in particolare nelle arterie principali, penso insomma a Viale Trecesimo, Viale Venezia, Via Cividale, Viale Palmanova. Arriviamo a 165 telecamere per il controllo del territorio e 14 per la lettura targhe, quindi devo dire numeri che parlano da soli. Sempre a Udine un'opera di 500.000 euro di manutenzione di marciapiedi in diverse vie in fase di realizzazione. Al via Udine lavori di manutenzione a una nuova serie di marciapiedi. Si tratta di un'opera di 500.000 euro che coinvolgerà via Nodari Lupieri, via Villa Glori, via Siracusa, via Abbazia, via Pordenone e via Brigatre e Adige, dove verranno eliminate le barriere architettoniche. Con questo progetto esecutivo quindi andiamo in gara a breve, quindi si potrà fare subito queste vie, quindi abbiamo detto via Nodari, abbiamo detto via Villa Glori, via Siracusa, poi abbiamo via Abbazia. Questa è una via che è balzata all'onore della cronaca per tanto tempo, perché per tanti anni la gente chiedeva di mettere a posto questa via Abbazia, che veramente è impraticabile dal punto di vista dei marciapiedi. Non è una cosa da poco, perché lì insistono anche diverse alberature, quindi bisogna che lavoriamo in un certo modo, diciamo. Però abbiamo promesso e lo facciamo, questa via Abbazia la sistemiamo definitivamente. Questo sono molto orgoglioso e contento. E poi è tratto di via Adige. Perché è quella? Perché lì andremo a fare la scuola materna con il nido, e quindi abbiamo bisogno assolutamente di avere un marciapiede di quelli buoni. E poi via Brigata Re, perché lì saranno, quando andiamo ad aprire la caserma Osoppo con tutti i servizi, lì ci sarà la possibilità di avere il marciapiede a posto. Nuova impennata di casi Covid in regione, con il bollettino odierno che registra 1986 nuovi contagi e il decesso di 3 persone. Un dato che non si registrava da luglio, con 2.500 casi nella giornata del 26 luglio. In totale oggi sono stati eseguiti 8.442 test. Nel dettaglio, su 2.469 tamponi sono stati rilevati 227 nuovi casi, ai quali si aggiungono 1.759 positività emerse dai 5.963 test rapidi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti 193. Ogni anno in Friuli 160 donne vengono colpite da neoplasie ginecologiche che godono di meno notorietà rispetto al cancro al seno, la cui diagnosi, spesso tardiva, riduce le opportunità di sopravvivenza. Nel mese dedicato alla prevenzione, ASUFC Uniud hanno organizzato per domenica, nell'ambito della Barcolana, una giornata di solidarietà a fianco di donne già operate. Ottobre è il mese rosa della prevenzione, dedicato in modo particolare al carcinoma mammario, ma esistono altre neoplasie quali il tumore ovarico, della cervice uterina, dell'endometrio e vulvare, di cui sono ancora poco noti i fattori di rischio e le cui manifestazioni non vengono sempre prese nella giusta considerazione. Ogni anno in Italia ci sono circa 5.000 nuovi casi di cancro ovarico e in regione 160 donne sono affette da neoplasia ovarica. Sono i tumori femminili oncologici che sono comunque frequenti e che comunque portano ad un'importante riduzione della sopravvivenza. Bisogna imparare a riconoscere i campanelli d'allarme che il corpo invia senza mai sottovalutarne la possibile gravità. L'Università di Udine e l'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale promuovono una giornata di sensibilizzazione sul tema domenica 9 ottobre nell'ambito della Barcolana. Domenica abbiamo organizzato questo evento insieme proprio alle donne che sono state operate
insieme alle donne che hanno superato questo intervento e insieme alle donne proprio per dimostrare a loro la nostra vicinanza. È un'occasione per stare insieme a loro e per dimostrare che dopo il cancro si può comunque avere una buona qualità di vita. Inaugurato un nuovo centro di socializzazione in via Prachiuso a Udine, sarà gestito dalla Caritas, che con questa struttura intende aiutare le persone a combattere la solitudine. Un nuovo punto di riferimento per la popolazione di Borgo Prachiuso a Udine, il centro Book Crossing, messo a disposizione dalla Caritas e creato grazie alla collaborazione con la biblioteca civica. Il centro continuerà a essere gestito dalla stessa Caritas. Caritas vuole prestare un'attenzione particolare a quella forma di povertà che è la solitudine. In questo periodo dove appunto veniamo da appunto una pandemia, una situazione dove le persone hanno perso un po' il senso delle relazioni, noi vogliamo agevolarlo e in questo punto si potrà venire, leggere, si potranno creare e costruire dei corsi di formazione, ad esempio dei momenti di lettura comuni. Ecco, siamo aperti un po' a tutte le proposte che i cittadini del quartiere, ma non solo, ci faranno. È in corso a Udine, nelle sale di Palazzo Belgrado, la riunione dei rappresentanti dell'ACLIF, l'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana. Sono 138 i comuni aderenti chiamati oggi a decidere per il rinnovo delle cariche per il prossimo triennio. L'incontro si è aperto con la relazione del fine mandato del presidente Markus Maurmeier, sindaco di Valvasone Arzene, che ha presentato il bilancio dell'azione dell'attuale consiglio direttivo. Nell'azione dell'Assemblea, ha spiegato Maurmeier, sono state particolarmente incisive le azioni a sostegno della lingua friulana e del suo impiego nella comunicazione sia pubblica che privata. Per quanto concerne l'impiego della lingua minoritaria nella pubblica amministrazione, si è stabilito un confronto con le realtà delle altre regioni a statuto speciale sulle buone prassi. Andiamo ora in diretta con le nostre telecamere in Piazza Libertà, dove tutto è pronto per Udine Fashion Night, evento che riporta l'alta moda in passerella nel capoluogo friulano. Questa sera sfileranno più di 100 abiti tra sposa, haute couture e pret-à-porter uomo donna, protagonisti 9 brand d'eccellenza che hanno fatto la storia del Friuli. La sfilata di moda organizzata da Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli sarà trasmessa in diretta da Telefriuli a partire dalle 20:40 e sarà Gabriella Carlucci l'ospite d'eccezione della seconda edizione di Udine Fashion Night, che proprio a Udine ha passato la sua infanzia. L'abbiamo incontrata questa mattina in Piazza Libertà, la location proprio della sfilata. Torna alla sua seconda edizione Udine Fashion Night, la grande sfilata di moda voluta organizzata da Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli. Appuntamento in Piazza Libertà questa sera. È una grandissima emozione perché l'evento è triplicato. Sinceramente non ci aspettavamo questo affetto dalla città. Siamo intorno ai 200 abiti, sarà una cosa abbastanza movimentata, quindi non pensiate che andremo avanti per ore. I brand, i partner alla fine, perché così saranno una decina. Questo sempre per valorizzare il territorio. Valorizzare il territorio, il nostro Friuli, la sua capacità imprenditoriale, la sua artigianalità e anche la sua estrema bellezza, perché non abbiamo nulla da invidiare con questa piazza a piazze romane o a quelle che sono le location milanesi dove l'alta moda è di casa. Ospite d'eccezione Gabriella Carlucci, che proprio a Udine ha passato la sua infanzia insieme con la famiglia e ora calcherà il palcoscenico di Piazza Libertà. Lo spirito di questi brand è che tu non puoi indossare un abito perché è di moda, no, tu ti devi mettere qualcosa che ti stia bene e ti valorizzi, quindi certamente seguire la moda ma personalizzandola alla tua figura, e questo è davvero un qualcosa in più che i brand udinesi hanno. Spazio anche per le performance artistiche. Nel 2017 ho cantato al Giovanni da Udine, ho trovato un pubblico così caloroso, così entusiasta e mi sono detto io ci voglio tornare a Udine. Ecco, stasera cercherò di creare un ponte tra la lirica e moda, tra arte e arte. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione, buona serata con i programmi di Telefriuli.